Manuela Bellotto, siamo nell'azienda agricola biodinamica San Michele, presso la sede storica dell'azienda a Manzana di Conegliano. L'azienda è nata qui nel 1987 come volontà del gruppo antroposofico di Conegliano di creare una realtà biologica biodinamica in quest'area. Da qui l'azienda poi si è espansa, dapprima lungo le rive del Piave, e dal 2014 l'azienda è a Cortellazzo di Jesolo per una parte importante della sua superficie. Qui abbiamo 22 ettari, a Cortellazzo abbiamo 145 ettari di terreno. Qui presso la sede storica ad oggi abbiamo solo dei prati e un piccolo vigneto di neanche un ettaro. Siamo attorniati da vigneti, però per scelta aziendale non si è mai voluto perseguire questa cultura, ma l'azienda si è orientata alla creazione di un organismo biodinamico che prevede la presenza di stalla e di culture foraggere, cerealicole e di ortaggi. L'agricoltura biodinamica, biologica biodinamica, prevede, chiede o comunque auspica una attenzione che va oltre quella che è la semplice cultura, ma che riguarda il terreno dove la cultura cresce e l'ambiente nel quale si inserisce la coltivazione. Per questo ha attinto ai fondi dei vari PSR per dei finanziamenti per quanto riguarda le siepi qui nella sede di Manzana, dove le siepi sono mature, sono formate da alberi di diversa natura. L'agricoltura biodinamica è un passo ulteriore, un'attenzione ulteriore che viene data all'ambiente, non soltanto utilizzando sostanze che contengono solo alcuni principi e non altri, ma avendo cura del terreno, in quanto per curare la fertilità del terreno, l'aumento della fertilità del terreno, per cui usando delle concimazioni. La più importante è la concimazione fatta con il letame che per l'agricoltura biodinamica deve provenire dall'azienda, dalla stalla aziendale, per cui concimazioni fatti con letame e liquame della stalla, per cui noi alla concimazione con letame e liquame sommiamo una concimazione con compost vegetale, compost che deriva solo da matrice verde, non da compostaggio dei rifiuti domestici. E nell'ambiente la biodiversità è la complessità della vita, del mondo, per cui per aumentare questa biodiversità l'azienda ha scelto di piantare delle siepi. Sono più o meno 9 chilometri di siepe che sono stati piantati, oltre a un boschetto su un'area perimetrale dove si è scelto proprio di piantare, di far crescere questo bosco. Questo proprio per ricreare un ambiente naturalizzato, un ambiente in cui la natura possa essere di aiuto in sinergia con le coltivazioni produttive. Non è facile mantenere questi impegni senza un contributo e un aiuto, perché queste attività vanno oltre il bene dell'azienda, sono un bene che è a disposizione di tutto il territorio in cui è insediata l'azienda, sono un bene comune che andrebbe valorizzato.